buongiorno a tutti, vi ringrazio, vi do il benvenuto come direttore dell'Archivio di Stato, vi ringrazio della vostra presenza e ci troviamo qui in un'occasione, diciamo, abbastanza comune, cioè ogni anno noi abbiamo le giornate europee del patrimonio. Le giornate europee del patrimonio costituiscono uno degli eventi culturali in Europa più partecipati. È stato promosso dal 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e lo scopo di delle giornate europee del patrimonio è quello di far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni. Quest'anno, in occasione di questa manifestazione, l'Archivio di Stato, insieme a Mondovale, al Centro Studi Documentazione di Rovigo e all'ARCI, ha inteso valorizzare come patrimonio culturale non solo come patrimonio ludico il gioco del rugby, con una piccola mostra documentaria che vedete alle vostre spalle e dal titolo Tracce dalle origini del rugby veneto agli anni d'oro del piccolo Galles d'Italia, una mostra che prende spunto dalle ultime ricerche sulla nascita del rugby a Rovigo condotte con grande perizia dal professore Alberto Guerrini, che è autore del libro Il chiamarono i bersaglieri. E questo libro, diciamo, questa pubblicazione è stata possibile anche grazie alla consultazione di documentazione conservata in questo Archivio di Stato. Ma in particolare oggi siamo lieti e onorati di ospitare una conversazione in retrospettiva sugli anni d'oro del rugby a Rovigo nel Veneto, denominata appunto Piccolo Galles, data l'alta presenza di squadre assolutamente qualificate in questo territorio. E per fare questa, avere questo sguardo retrospettivo, abbiamo l'onore di avere con noi i già meridiani della nazionale italiana, il dottor Fulvio Lovigiola e il dottor Stefano Vettarello, dei cui curriculum stratosferici dirà il professor Alberto Guerrini in qualità di moderatore e che ringraziamo per la straordinaria partecipazione. Questa mostra resterà aperta per ben 2 mesi, fino al 24 di novembre, il martedì e giovedì pomeriggio e lunedì e dal lunedì al venerdì con la richiesta di appuntamento, ma tutte le informazioni le trovate sul sito della sovrintendenza. Un'altra cosa incredibile che siamo riusciti a fare, di questo ringrazio il funzionario archivista, la dottoressa Marianna Volpin, che non vedo in sala perché è sempre molto, come dire, timida. Esatto, la ringrazio perché è stata fatta una trasposizione virtuale di questa mostra, per cui troverete sempre nel sito della sovrintendenza un link a cui collegarvi, dove vedrete che effettivamente la trasposizione è assolutamente interessante sia per i contenuti che per le immagini. Devo anche dire che il legame dell'Archivio di Stato con il rugby è sempre stato molto forte. Qui c'è il nostro direttore precedente, 2 direttori fa, ma insomma il dottor Conte Giacomo, che ringrazio della sua presenza, e sappiamo che l'associazione Mondovale ha avuto in Archivio di Stato la sua casa qui dal 2013 al 2019, quindi i legami sono sicuramente forti oltre a ringraziare ovviamente la dottoressa Volpin, ringrazio tutto il personale dell'Archivio di Stato che ha reso possibile l'evento e naturalmente con grande affetto il professor Piero Pellegarin dell'Arci, che è qui ancora in presenza, lo dimostra sempre per la sua fattiva presenza, che è veramente sempre un grande aiuto e un grande amico dell'Archivio di Stato. Quindi adesso godiamoci la nostra conversazione retrospettiva e grazie della vostra partecipazione. La parola ad Alberto.
Grazie alla direttrice, buongiorno a tutti. È giusto, sono molto conosciuti, però c'è sempre qualche persona magari che oggi è arrivata qui e non conosce i nostri ospiti. Sono Fulvio Lorigiola, e alla sua sinistra Stefano Bettarello. Non a caso i loro profili sono proprio all'ingresso della mostra e quindi qualche dettaglio ve lo trovate là. L'idea che fossero Fulvio e Stefano oggi qui nasce dal fatto che le ricerche che hanno portato un po' a dettagliare meglio alcuni aspetti della storia pionieristica del rugby nella nostra città, ma soprattutto nella regione Veneto, non poteva che poi portare a due ospiti di prestigio, perché oltre ad essere stati dei campioni italiani di rugby sono stati anche giocatori della nazionale, hanno esperienza anche di selezioni internazionali del mondo del rugby, che sono una peculiarità di questo sport, cioè non c'è solo il campionato nazionale o la Coppa del Mondo in questi giorni, ma il rugby ha vissuto anche di episodi sportivi legati a selezioni, a gruppi di giocatori che venivano e che sono tuttora organizzati. Loro ne hanno fatto parte e quindi, essendo Fulvio di Padova, Stefano di Rovigo, Fulvio con una militanza esclusiva nella Petranca Padova e Stefano invece con militanza anche nel Benetton Treviso oltre che nel Rovigo, sono due tra gli esponenti che più di tutti possono raccontarci cosa vuol dire fare rugby nel Veneto e soprattutto, nel loro caso specifico, la loro stupenda esperienza, un rugby d'élite se non altro a livello nazionale. E quindi siamo molto felici che siano qui, perché saranno due ospiti indicati proprio per darci un'idea di come sono arrivati loro al rugby. Io partirei proprio da questo, perché nell'esposizione, vedete, ci sono anche le famiglie e proprio qui c'è la famiglia Bettarello, di cui abbiamo Stefano, naturalmente è l'esponente più giovane, però vedete, qui sto proiettando, c'è una genesi molto lontana nel tempo. Questa è una foto che ho trovato nel Gazzettino del 1941 e qui si vede il capostipite, cioè Emilio Bettarello, il nonno di Stefano di Fureni. E qui si vede la famiglia molto numerosa. E se ci puoi dire tu qualcosa, Stefano, di questa foto? Tu la conoscevi questa foto? Sì. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito alla dottoressa Volpato, all'amico Umberto Guerrini, e grazie per essere qui a tutti voi. Questa fotografia sì, l'ho vista perché ovviamente è passata anche tra le mie mani, però non so chi l'abbia fornita. Mio nonno appunto era una fotografia del tempo del fascismo, nella quale si doveva raggruppare tutto insieme, perché tanto è la stessa cosa. Si raggruppava per avere le tessere, mi ricordo una cosa del genere, per avere dei piccoli vantaggi, diciamo, per sbarcare il lunario, perché all'epoca si faceva la fame veramente. E lì si vede appunto, mio papà dovrebbe essere questo, sì, e mio zio Torino dovrebbe essere o questo, perché erano gemelli con Luigino, uno dei due, adesso non saprei dire quali. E ecco, da lì c'è stato anche e Romano? Romano è questo, ma c'era anche questo. E dopo c'era Fortunato che ha giocato con le prime formazioni della Rugby Rovigo antecedenti il periodo che ha passato poi i Sudetti, proprio nel primissimo dopoguerra. È stato anche capitano della GIL Fortunato Bettarello per quelle poche partite del 42-43. Quindi per te qui abbiamo Romano, il papà, Torino, lo zio, e Stefano giovanissimo. Sì, il passaggio del rugby come ti è giunto non solo in famiglia ma tutto l'ambiente, no? Come ti è arrivato dal passato? Allora, una cosa che secondo me è giusto che si sappia è che io praticamente ho sempre saputo
perché frequentavo anche l'amico di famiglia Giuseppe Zuin con il figlio Loredano Giancarlo, e che era il custode del Battaglini, perché io è vero che andavo a vedere le partite al 3 martiri, però è anche vero che sono cresciuto, diciamo, respirando l'erba del Battaglini fin dal 1966-67, quando è stato aperto all'attività, che era un campo che era infame perché c'era del fango dappertutto, era una cosa, però intanto, diciamo, è nato così il Battaglini, no? Per dare un senso anche a questa squadra di Rovigo che aveva inanellato successi, che si era fatta conoscere in giro per l'Italia. E appunto io giocando lì ho sempre sentito e saputo dentro di me, cioè lo vedevo come una crescita naturale di un giorno diventare un giocatore della Rugby Rovigo, per cui non ci sono stati, diciamo, degli episodi chiave che hanno portato a una scelta o una causa, è stata una cosa estremamente naturale, estremamente. E Fulvio invece al rugby come è arrivato? Cosa ti è arrivato della storia del Petrarca? Ma ricambio innanzitutto, saluto ovviamente e ringrazio, mi sembra minimo, è sempre un piacere venire qui, veramente ritrovare una tradizione e un legame al di fuori del campo che si continua nel tempo e che rende queste due parti dell'Adige sempre affascinanti. Ma il mio approccio al rugby è più o meno, diciamo, un approccio come quello di Stefano. La mia famiglia frequentava l'Antonianum, le partite di rugby del Petrarca. All'epoca noi giocavamo, se ricordate, a Trebbini. Scusate, all'epoca, dicevo, il Petrarca giocava a Trebbini, quindi in Prato della Valle, e io così da ragazzino accompagnavo i miei genitori a vedere le partite del Petrarca. Tra le altre cose, il Petrarca ebbe quel periodo fortunato con i 5 scudetti di Memo Geremia e Marcello Fronda, per cui in città era notissimo. Quando a 13 anni si poteva cominciare a giocare a rugby, mi hanno mandato a giocare a rugby e io non ho più smesso fino a 30. Questo è stato proprio, per cui era un fatto sostanzialmente scontato per noi quello di giocare a rugby. Poi ero il primo di 4 fratelli e una sorella che non ha giocato, e tutti i miei fratelli man mano che hanno superato i 10-12 anni, perché all'epoca si arrivava allo sport un po' più avanti rispetto adesso. All'epoca c'era il B7 e il B8 con cui iniziavi, diciamo, a giocare, sono tutti entrati nel Petrarca e così è stato. La rivalità fra queste due squadre è cominciata molto presto, però come ho evidenziato nella ricerca, in realtà i legami fra Rovigo e Padova e successivamente fra Petrarca e Rovigo sono fortissimi, sia per una questione di origine. Padova è stata la prima a portare il rugby in Italia, nel Veneto, e quindi non si è limitata a sviluppare il rugby a Padova, ma ha fatto un'opera di diffusione in tutta la regione, e quindi anche a Rovigo, per quanto Rovigo sia stata una delle ultime zone del Veneto dove si è sviluppato il rugby, vede Padova come centro di diffusione. Inevitabilmente, dato che Rovigo è stata la squadra che si è posta più in luce nell'immediato dopoguerra, tra l'altro Petrarca nasce dallo scioglimento, diciamo così, della precedente realtà rugbistica del Rugby Padova, che era un'emanazione della scuola del calcio. È la rivalità che comincia proprio fra queste due squadre, perché il Rovigo riesce a imporsi a livello anche nazionale con gli scudetti degli anni 50, ma c'è anche la crescita poi di Padova. Ma Fulvio, tu di derby, quando hai cominciato a giocare, ne hai vissuti sicuramente tanti. Cosa arrivava nello spogliatoio di questa rivalità col Rovigo? Qual era l'aspetto su cui voi in spogliatoio agivate per aver ragione di questa squadra, spesso piuttosto arcigna, tant'è vero che
L'attualità purtroppo ci ha riportato qualche situazione simile, ma negli anni 50 e 60 spesso i derby finivano con l'arrivo della celere o comunque con qualche episodio veramente pesante ai danni tra giocatori e con l'arbitro. Cosa ti arrivava nello spogliatoio quando hai cominciato tu? Dopo, io devo dire che in realtà la rivalità Padova-Rovigo, che c'è sempre stata e sempre ci sarà, è una rivalità che è stata prevalentemente vissuta fuori dal campo da parte nostra, nel senso che noi giocatori, questo è un fatto che è anche un po' condizionato dalla circostanza, ricordavo prima con Stefano, che è di qualche mese più vecchio di me, ma non di tanto, io sono 59, lui è 58. Con i ragazzi di Rovigo, noi di Padova, cominciavamo a frequentarci sportivamente fin dalle giovani, dai 14-15 anni, perché c'erano le selezioni regionali, poi c'era la nazionale giovanile, poi nella crescita si arrivava nelle nazionali, diciamo, minori, e poi si arrivava nelle nazionali maggiori, per cui tra giocatori in realtà c'era una sana rivalità sportiva, ma c'era anche quella frequentazione fuori dal campo che smussa l'aggressività e l'animosità nell'affrontare certe partite. È vero che l'evento Padova-Rovigo a Padova e nell'ambiente Padova era vissuto come l'ambiente dell'anno. Racconto un episodio che non ho mai capito, ma che noi venivamo a Rovigo quando giocavamo seguendo un percorso prefissato voluto espressamente da Memo Geremia, che ci portava a mangiare a Conselve e poi da Conselve scendevamo per Bagnoli e facevamo una strada che non finiva mai per arrivare allo stadio Battaglini. Io un giorno ho detto: scusi Presidente, ma cos'è l'autostrada? Cioè, com'è che facciamo a stare che questo sia il percorso giusto per arrivare a Rovigo? Non ho più detto niente, ma questo è per dire che cosa? Questo è per dire che effettivamente era l'ambiente che viveva la rivalità sportivamente in modo, ma noi giocatori, in fin dei conti, questa cosa la vivevamo con meno passione, nel senso che era una partita importante, ma non era la partita, non so se riesco a spiegarvi, era poi ovviamente tornare a casa era sempre un fatto, però per me, anche perché fuori dal campo, ripeto, ci si frequentava, Alberto Golini ha mandato una statistica che per me la dice lunga su questa cosa. Io ho giocato 34 partite ufficiali in nazionale, 24 le ho condivise con Stefano Bettaglio. È fatica volersi male dopo aver condiviso 15 anni di carriera, perché poi noi abbiamo cominciato a giocare insieme a 16 anni, abbiamo fatto le giovanili, cioè, alla fine, sia pure da due lati diversi, noi comunque abbiamo condiviso una carriera sportiva, o ci sono fatti personali, che ovviamente non ci sono, ma diversamente con un giocatore di un'altra squadra, sì, fai la tua partita, ti batti dal primo all'80° minuto, ma quando è finita si esce insieme e si condivide, così come per le altre cose succede nella nostra vita, perché noi bene o male una volta all'anno però ci sentiamo ancora fuori del campo. Ecco, questo. Io vorrei raccontare un aneddoto, perché quando ho fatto il militare ho rifiutato di giocare con l'esercito, che arriva alla squadra, a Napoli, per essere, diciamo, chiamato vicino a Rovigo, Padova, tra parentesi, e essere a disposizione della squadra per poter giocare il campionato con la Rugby Rovigo. E quando ero a Padova, ero stato trasferito a Padova, e più di qualche volta Fulvio veniva a chiedere il permesso di portarmi fuori, perché così accorciavo
accorciavo gli orari, diciamo, di permanenza in caserma, anziché uscire alle 5:30 per arrivare a Rovigo a fare allenamento, uscivo alle 2 e andavo con lui a fare una passeggiata o 2 chiacchiere in amicizia. Per cui ribadisco, ecco, questa cosa. Io ho tantissimi amici a Padova. La cosa bella è che quando giocavamo erano partite durissime per l'epoca, e forse anche non solo per l'epoca, perché una cosa è doveroso dirla, cioè, c'erano delle cose che al giorno d'oggi non sarebbero ammesse e che invece si sono viste tantissime volte nelle nostre sfide. Però sono d'accordo su questo. Io ho tanti amici a Padova, ogni volta che li vedo li saluto e mi salutano con tanto affetto, e come li ho qui a Rovigo, quando vedo Mirko Visentini, prima ho visto che era il mio idea di mischia che ha cominciato con me, poi io sono andato via e lui ha continuato la sua carriera nella Rugby Rovigo, ma tanti altri. Ricordo appunto che Lello Salvame ha fatto esordire tantissimi giovani e io ero un po' un punto di riferimento con loro, e questa amicizia che c'era nella squadra io la ritrovavo, come dicevo appunto Fulvio, anche fuori dalla squadra quando incontravo gli amici di Padova. È una cosa strana da dirsi, perché in dei partiti era tanto soffico qualche volta, però ecco, sono ricordi indelebili, molto piacevoli. Sì. Lo spirito sportivo insomma. Quindi non c'era, state dicendo che anche se magari veniva giocato un derby, penso per esempio anche ai derby tra Padova e Treviso, dopo ne vedremo uno spezzone dove ci sei tu protagonista, la vittoria dello scudetto giocata proprio nell'ultima partita contro il Benetton. Anzi, facciamo così, andiamo un po' a braccio, prendiamola subito questa partita. Qui vediamo un momento abbastanza concentrato di questo scontro per andare avanti, che ha caratterizzato un po' la prima parte della partita, che viene al comando naturalmente per 1-0 il padrone di casa del Rugby a Padova, di diventare l'attributo di roccaforte del rugby italiano, presentato questa immagine di Monda e soprattutto questa partita interessantissima in un derby veneto. Vediamo qua Gardini che ha raccolto la palla secondo linea per Petrarca, scende Sandarghi, i petrarchini sono ancora in possesso del pallone, cercano di lavorarlo, i trevigiani cercano di entrare in possesso, di ostacolare in qualche modo la progressione dei patalini che vedete hanno conquistato il pallone, lo mantengono, cercano di mettere in atto una specie di vortice, ma i trevigiani poi oppongono ancora un'assistenza e finalmente il Petrarca apre il pallone assegnandolo a tutti, l'estremo che si lancia in un attacco che viene però fermato, conquistano ancora il pallone in seconda fase, i petrarchini poi vediamo scolloto. qui l'Origiana mi sembra di fatto un passaggio in avanti. Ecco Fulvio il primo piano qui. Il Petrarca è in possesso del pallone, cerca di guadagnare terreno in fase di spinta, obbligando il Treviso a risultanza della Petrarca che ha conquistato la meta di forza con il pacchetto di vita a conclusione di un periodo di netta supremazia che raccoglie la palla per tentare la trasformazione. Qui siamo al vecchio plebiscito, no? Ecco qui questo campo di Padova, stadio plebiscito da poco. E guardate il pubblico che c'è, ed era ancora uno stadio in via di costruzione. Oggi provate ad andare a una partita di rugby del campionato italiano, non so se si vedono questi spettacoli. A parte la voce di Paolo Rosi, che per chi ha vissuto il rugby è sempre qualcosa di
piacevole da ricordare. Qui abbiamo un pubblico straordinario per questo derby. Un'altra caratteristica è che oltre alla rivalità sportiva c'era la passione delle tifoserie, perché qui si sentiva leoni ed eravamo a Padova, no? E poi subito dopo siamo nell'84, andiamo nell'84, appunto poche settimane dopo avete giocato in Marocco e ti sei ritrovato i tuoi compagni di squadra, gli trevigiani, oltre che Stefano. Quindi mi state dicendo che nonostante questa rivalità che ci poteva essere nelle partite del campionato, poi in nazionale pietra sopra e via. Sì, assolutamente. Tu tra l'altro sei stato sia nella sponda di Rovigo che di Petrarca sempre contro, da una parte e dall'altra, anche con i Casali e con i Mogliani. Sì, ma ripeto, è una cosa che praticamente ha forgiato i valori del rugby, la nostra rivalità, perché essere tanto accesi dentro e essere poi così complementari nell'amicizia, nella condivisione dopo, è una cosa che ci è stata anche insegnata, ci è stata tramandata, quindi è una tradizione che viene da lontano e noi ci siamo adeguati giustamente a questa cosa. Quindi io non la vedo come... probabilmente chi è abituato a valori, diciamo, diversi del nostro sport deve per forza sottolineare queste cose in maniera da far vedere che il buono che c'è dietro determinate situazioni. Ma in realtà per noi era molto naturale. A me non ha insegnato nessuno a essere, tra virgolette, così amico al di fuori del rugby, perché sono cresciuto in quell'ambiente e sono cresciuto così. Ma come sono cresciuto io, sono cresciuti generazioni, tantissimi, e sono tutti così, tranne forse pochi che magari non so, ci sarà qualche rancoroso probabilmente in giro, però io principalmente vedo solo persone che sono contente di aver vissuto una giovinezza in questo modo. Quella partita si colloca nell'84, io sono del 59, quindi mi sono affacciato al rugby seniores nel 77-78, anche perché io quando sono arrivato in prima squadra a Petrarca non giocavo bene a mischia, giocavo estremo, ala, centro, dove capitava, perché a Padova giocava Kipa Diez, che è stato un grandissimo straniero, e ovviamente che c'era lui, io che ero un ragazzino mi adattavo. Nel 78-79 l'Italia fa la prima tournée, nel 79 fa la prima tournée come facevano, diciamo, le grandi nazioni rugbyistiche mondiali, e va 45 giorni in Stati Uniti, Figi, Tahiti, Nuova Zelanda, dopo isole Cook, viaggi infiniti poi per l'epoca per altre cose, e inizia un percorso di entrata, diciamo, nel giro delle grandi tournée. Questo percorso nasce dopo una sconfitta che secondo me è stato un po' lo spartiacque per il rugby italiano, nel senso che nel 77 o 78 l'Italia va in Romania e prende 44 punti, allenatore, se non ricordo male, Doro. Arriva a questo punto arriva Pierre Libre a prendere in mano la nazionale, e la prima cosa che fa Pierre Libre è fare piazza pulita dei senatori che noi avevamo conosciuto sostanzialmente e buttare in nazionale una serie di ragazzini per i loro 19 anni, quindi un 20, con cui si è arrivati sostanzialmente al mondiale dell'87, per cui si è fatta una o due generazioni sportive partendo dalla tournée in Nuova Zelanda del 1979. Questo è per dire che cosa? Che noi giocavamo in campionato, ci vedevamo in nazionale e poi andavamo un mese e mezzo di media
perché abbiamo fatto Nuova Zelanda 79, Australia 82, esatto, e Canada 2 anni dopo, 84, e poi Zimbabwe, ma Coppa del Mondo. E se tu ti ricordi, è vero che tu credo che la Coppa del Mondo tu non sia venuto, però la Coppa del Mondo è durata come preparazione 4 mesi in Italia, cioè noi andavamo una volta ogni 15 giorni a Ferrara a fare test, organizzazione. Quindi con questi tra di noi oggi le rose sono composte da 35 giocatori, noi al mondiale siamo andati in 25, quindi era anche diverso da questo punto di vista. È per dire che alla fine noi passavamo insieme 6 mesi all'anno, compresa l'estate, tra atleti di vari. Come si fa a litigare? A un certo punto condividi la camera, gli allenamenti, gli infortuni, le avventure, per cui è per quello anche che effettivamente l'aspetto della rivalità rimane fuori dal campo, perché tra noi giocatori, sì, per carità, giocavamo, ci battavamo, combattavamo, però poi alla fine eravamo sempre noi, ecco, questo è quello lì. E qui abbiamo avuto, siete voi, c'è anche l'attuale presidente federale, proprio vicino a te, Fulvio. Sì, va detto anche che questi signori che sono qui, oltre ad aver avuto una carriera sul campo, hanno avuto poi una carriera anche fuori dal campo. Fulvio è stato anche vicepresidente della federazione, all'epoca c'era Dondi, se non sbaglio, era il tuo presidente. Stefano ha avuto anche una carriera come dirigente sportivo, campione d'Italia con Rovigo nel 2016 come direttore sportivo, e poi la Ire, eccetera. E quindi, però, nel nostro archivio di Mondovale abbiamo una testimonianza di Tito Lupini, perché in una delle prime partite di Tito Lupini lui racconta che una partita Italia-Spagna, che alcuni giocatori spagnoli un po' troppo calienti praticamente danno un pugno nell'orecchio dell'olfato, e Tito Lupini ci ha pensato lui, insomma, a fare la resa dei conti. Finita la partita, il manager o qualcuno dello staff della nazionale prende da parte Tito e gli chiede: ma Tito, scusa, lei l'ho fatto, cioè il tuo avversario? Ma no, qui siamo la stessa maglia, cioè il mio amico. Quindi un'ulteriore conferma di questo, però anche che qualcuno del manager della nazionale si era posto la domanda comunque della rivalità che c'era fuori dalla nazionale, che poi si trasforma in campo. Di questa tournée avete qualche ricordo particolare? Perché qui avete giocato 9 partite, sì, e solo una praticamente a Brisbane è finita male, per il resto le avete vinte tutte e una persa di pochissimo. Abbiamo vinto anche quella che in realtà abbiamo perso a Canberra, perché l'arbitro abbiamo vinto anche quella perché eravamo 18-13 e la meta aveva 4 più 2-6 e era scaduto il tempo, avevamo vinto abbastanza bene e l'arbitro australiano ha lasciato andare la palla a qualsiasi costo, in qualsiasi modo, avanti, placaggi senza palla, una cosa oscena, tanto che alla fine della partita Cifuttinari intonò una sonora pernacchia al banchetto ufficiale fuori dal guito da Maurizio Mondelli, che era il nostro manager. Quella tournée fu molto importante perché vincemmo tante partite, alcune anche contro squadre molto forti che erano state messe a una selezione a Keynes che aveva 7-8 giocatori dall'Australia che erano stati chiamati e avevano fatto riferimento a Roger Gould per preparare la partita. E ecco, questa tournée è stata importante per una cosa, perché dopo che abbiamo giocato lì, io e Fulvio giocavamo particolarmente bene, adesso senza falsa modestia, giocavamo veramente molto bene, e Bob Templeton, che era l'allenatore dell'Australia all'epoca, si lasciò andare dicendo che aveva ammirato due mediani dell'Italia
giovedì moltissimo, io e Fulvio. Infatti l'anno successivo, Fulvio, anch'io ero stato convocato con i 15 del resto del mondo, però ero purtroppo in rotta con il Rovigo e quindi ho avuto problemi a liberarmi con il lavoro, infatti poi sono partito per altri lidi e ho dovuto abbandonare l'idea di andare con Fulvio in Australia un'altra volta, appunto per rappresentare il 15 del resto del mondo che celebrava un anniversario, non so quale, della Fondazione Australiana. Il Queensland. Adesso lo vediamo. Sì. Qui non c'è audio. Tra l'altro queste sono immagini che ci ha fornito Matteo Silini, la famiglia Silini, con cui siamo in contatto proprio per la numerosità di contributi video che la famiglia detiene. Insomma, qui c'era questa in maglia rossa con i pantaloncini blu, è il Queensland, una squadra del contea australiana, e questo è il resto del mondo. Mi sembra questo sia Aguirre, l'estremo francese, che poi diventerà allenatore. Capitano Granpuri, e questo sono io. Capitano Granpuri, poi giocava su Wilson al centro. Altro All Blacks, esatto. Wilson. Andy Eden, Frankie Oliver. Poi era una squadra, era una bella squadra, un paio di irlandesi, adesso non ricordo. Poi giocava talonatore Icarit, che era un talonatore neozelandese Maori. Sì, una squadra oggettivamente di grandissima qualità. Questa maglia è al Petrarca. Ecco, quello è su Wilson. E questo credo sia un giocatore figiano o un giapponese, adesso no, è un figiano questo, un ragazzo figiano. La cosa che mi sorprese è che lui tutta la preparazione della partita la passò pregando, una cosa che io non avevo mai visto in vita mia. E tra l'altro proprio il man of the match della partita Figi-Australia, Tuisova, adesso non mi ricordo. La prima cosa che ha detto: ringrazio Dio che ci ha dato la forza di portare a casa questa vittoria. Quindi i figiani hanno questa caratteristica della grande religiosità. Non avevo mai visto questo filmato. Hai visto che ti conviene? Sì, devo dire più spesso. Adesso così, nota di colore. Quell'anno io ero stato praticamente infortunato tutto l'anno perché mi ero rotto una mano in Russia, il che fu la mia fortuna perché ero militare. Quindi rientrai dalla convalescenza e venni spedito dalla federazione in Australia 3 settimane, perché dopo questa partita avevo giocato un'altra partita a Sydney e insomma quindi praticamente ho potuto militare tra infortunio e tornare in Australia. Quando sono tornato da questa tournée ho preso il congedo e sono tornato. Ti ricordavi questo schiaffetto che hai dato? Sì. Sono cose che non si dimenticano. Valeva la cosa professionale. Beh, allora a questo punto non possiamo che andare in questa partita che gli appassionati del rugby conoscono bene, giocata a Rio nel 1979. Speriamo che sia un buon viatico per quella del 29 settembre. E qui abbiamo appunto Fulvio e Stefano, la mediana di questa squadra, che giocò la prima partita contro gli All Blacks, anche se non riconosciuta come tecnica. Davanti al muro degli spogliatoi, ecco che scende la squadra. Cosa provate voi quando vi siete trovati qui? Lascio a voi il commento.
prima cosa da dire è che noi non ci siamo assolutamente resi conto di quanto pubblico era presente, perché noi ci scambiavamo e rimanevamo in spogliatoio, per cui quando uscivo dal campo ci rendevo conto che era stato fatto entrare la gente intorno al campo, perché era un mercoledì questo, quindi teoricamente un giorno lavorativo. Non so se si vede durante l'inno francescano scoppia in un pianto di rotto, per l'emozione, con Ambrogio Bona che lo riprende pesantemente e gliene dice di tutti i colori. No, io ricordo che in questa partita intanto c'era il rischio nebbia. All'epoca, fine novembre, Rovigo era una città a rischio per la nebbia. E invece tutto andò per il meglio e riuscimmo, diciamo, a giocare questa partita. Ma io non mi resi conto obiettivamente dell'importanza se non a distanza di anni dopo, nel senso che ero talmente giovane che la partita scivolò, me la sarei goduta di più probabilmente se avessi avuto un po' il conforto della maturità diciamo, dell'atleta, no? Io ero ancora giovane, per cui tante cose passano così sul momento, anche se ovviamente non sono voluta, non si sia chiaro, però tanti di noi erano giovani perché appunto come diceva Fulvio si stava creando questa generazione, diciamo, che doveva transitare il rugby italiano verso appuntamenti internazionali un po' più frequenti rispetto al passato. E mi ricordo che gli All Blacks forse ci hanno, non dico sottovalutato, però non si aspettavano, ecco, che ci fosse una squadra italiana così al Cigna. Infatti ci fece dei complimenti alla fine della partita. Forse erano anche stanchi, no? Perché erano a fine torneo. Sì, ma infatti questa è la quella di Fraser, Bernie, non mi ricordo, insomma, eccolo lì. No, è di Maxton, Murray Maxton. E comunque penso che più che le parole sono valse le immagini e le emozioni di chi ha potuto viverla, anche perché l'abbiamo vissuta tutti noi giocatori, anche chi c'era fuori dal campo, perché è stata una cosa indimenticabile per tutta Rovigo in particolare e ovviamente per tutto il rugby italiano. Fulvio, tu da mediano di Mischia hai vissuto però la pressione del pacchetto All Blacks, che comunque era certamente incuteva timore. Come l'hai vissuta questa partita? In realtà, allora, la cosa poi è aggravata dal fatto delle regole dell'epoca, nel senso che le regole di ingaggio che ci sono adesso sono state introdotte dopo il primo mondiale. Se fanno vedere Mischia in questo filmato, esatto, voi vi rendete conto di che battaglia era all'epoca, perché era anche difficile controllare le cose. Io ho un ricordo di questo Donaldson, che era un giocatore dalle doti atletiche spaventose. Dopo in realtà poi ti rendi conto che sono normali anche loro, però per noi era la prima partita con la Nuova Zelanda, quindi era comunque una cosa difficilissima. Infatti le prime due partite con i giocatori abbiamo preso nel primo quarto d'ora, dopo abbiamo capito che avevano due gambe e due mani anche loro e che si poteva cercare di fare loro. Come diceva sempre Pierre Dupré, no? Che la francese diceva sì, loro sono bravi se li lasciate fare, non lo dobbiamo, cioè sembra un'ovvietà, però bisognava anche motivare noi, diciamo, con il complesso di inferiorità italiano nei confronti delle grandi nazioni dell'epoca, e bisognava comunque cercare di tirare fuori qualcosa. Non era facile, perché si partiva con un'etica perché era notevole. Allora, nella tournée in Australia c'erano parecchi veneti, mentre in questa nazionale un po' meno. Diciamo, forse il fatto che in quegli anni, parliamo di fine anni 70, arriva il Petrarca, poi comincia a diventare importante anche il Treviso, il periodo di
Stuttgart, in James a Rovigo, insomma c'erano 3 squadre che facevano da padrone, erano 3 squadre venete. Anche questo ha contribuito, no? Ma se guardiamo la storia, adesso non guardo gli ultimi anni, ma è sempre stato che fino agli anni 2000 diciamo, il Veneto ha sempre comandato alla grande il rugby italiano, non è stato rappresentato nemmeno a dovere. Direi che giocatori come Mirko che c'è qui, come Fabiano Pizzante, che non hanno mai giocato una partita con la nazionale italiana, avrebbero di gran lunga meritato al posto di altri giocatori che sono stati considerati per uno sbagliato senso del dover rappresentare tutta l'Italia ovale a scapito del valore individuale di certi giocatori che veramente meritavano molto di più e sono stati sfortunati a non essere stati chiamati in causa. Cioè, ci sono state tante contraddizioni che nel rugby italiano hanno portato a ritardare tante cose, tanti risultati. E una di queste, secondo me fondamentale, è stata quella di dimenticare che il rugby veneto è il rugby che comandava in Italia e che avrebbe dovuto portare avanti anche certe battaglie sul campo in maniera sicuramente più rappresentativa ancora. Possiamo andare forse alla meta di Francescato così? Sì, Stefano in questa partita però hai sbagliato qualche calcio. Ma non avevo la piazzola! Tu ridi, è vero? No, ma è vero. No, spieghiamo anche questo aspetto, no? Sembra secondario. No, una cosa che forse io calcio sbagliato o calcio sbagliato, come uno che va dentro il calcio va dentro. Però se vogliamo diciamo, dirla tutta, è vero che non era facile tirare il calcio una volta, soprattutto anche con certe condizioni. Non c'era la piazzola ha innalzato le percentuali di precisione in maniera sostanziale. Poi c'era il terreno di gioco che non era sicuramente il terreno diciamo, che uno si poteva ascoltare soprattutto alla fine in certe zone del campo. Però detto questo, se noi avessimo ho preso un palo, mi ricordo segnato un drop che mi è stato annullato, quindi vabbè insomma dai. Adesso Poteva andare meglio, poteva andare anche molto meglio. Adesso vedremo qualche tua impresa balistica invece. No, nel senso, io sono il primo a essere ramaricato ovviamente, però non abbiamo perso la partita per i calci. Questo bisogna dirlo perché gli Oles erano partiti talmente forte che noi siamo stati bravi a tenerli lì, ma quando hanno voluto accelerare ci hanno sempre sentivamo che c'era una squadra lì, non c'era la capacità, praticamente è stata una squadra, è stata forse l'unica occasione. Ne avevamo un'altra forse con Bucchiera che si è voltato a 10 metri da linea di meta, mi ricordo. Però niente, questa partita è stata questa e con la Francia abbiamo portato altri straccanti e visto i tempi probabilmente non erano nemmeno partiti. Sì, mancano una quarantina di secondi e vorrei che si vedesse anche cosa succede alla fine di questa partita, perché è un'immagine che ormai appartiene al passato ed è un peccato perché il rugby, almeno come l'ha vissuto una certa generazione, aveva di bello proprio la convivialità che c'era al termine di una partita, dove anche i tifosi entrano in campo. Oggi è impensabile una cosa del genere, ed è un peccato perché, a parte la finale, quando la finale del campionato italiano si vedono queste cose. A proposito di calcio di punizione, vediamo adesso Stefano che è il campione italiano del 79 con Rovigo, lo vediamo protagonista in questa clip di Mirko Peternella. Scusa. Qui siamo nel febbraio del 79,
Rovigo L'Aquila. Tra l'altro in questo campionato Rovigo perde entrambe le partite con Treviso, però vince il titolo italiano. La finale dello scudetto del 1989 sono giunte Treviso e Rovigo. Stefano gioca con il Treviso. Era già il secondo anno quello che facevi? Sì, No, era il quarto anno. Ma mi dicevi del gioco, mi dicevi? Sì, adesso c'è la presentazione, questo è John Kirwan, famosissimo e importantissimo giocatore. È stata una partita durissima perché il Rovigo era campione d'Italia, intanto aveva vinto con la meta di Ravanelli sul contrattacco famoso di Massimo Brunello l'anno prima. All'ultimo minuto, una partita che noi da parte di Treviso sentivamo che c'era stata in qualche maniera scippata, sì, non per demerito del Rovigo, sia chiaro, ma proprio per il fatto che eravamo arrivati quasi alla fine su un campo veramente difficile perché aveva più vinto a Roma l'anno prima. E quindi siamo entrati in questa partita con la voglia di rivincita, insomma. L'abbiamo preparata bene, il Rovigo è arrivato un po' più appannato alla fine del campionato rispetto all'anno precedente. L'anno precedente il Rovigo aveva vinto dopo quello della finale di Roma, aveva vinto la stagione regolare. E invece Phil mi pare che fosse arrivato secondo, non era arrivato. Ecco, qui stiamo vedendo una cosa inusuale. Stefano calcia un drop molto bello perché anche se di pochissimo centra i pali. In teoria siamo 15-6. Ah sì, mi è stato annullato questo drop perché il calcio di Boca che mi è arrivato in mano, per cui avevo tutto il tempo per preparare il calcio, era partito da un'uscita del piede di Boca della linea di pallone morto, per cui non si doveva riprendere il gioco con un calcio di rimbalzo dei 22, cosa che fu fatta dopo. No, questa è la meta. No, Questa è la meta di John, sì. Se no, possiamo rivedere l'azione del drop. Va bene. C'è un tentativo prima, la palla, calcio di punizione tuo fallisce, recupera Nas ma è già fuori dal campo. Chi l'ha detto? Commentatore trevigiano. Vabbè, insomma, comunque poi in quegli anni lì c'è stato un 2-2 alla fine perché il Rovigo ha vinto nel 90, nel 90 e il Treviso nel 92, per cui diciamo che quella serie lì si è conclusa con né vinti né vincitori, siamo tutti contenti, dai. Meglio 2-2 piuttosto che un 4-0 a favore dell'uno o dell'altro. Ma paradossalmente in quegli anni forse a volte non vinceva la squadra favorita alla finale. Sei di questo parere o no? Diciamo che la finale ha scombussolato un po' il sistema perché le partite delle finali in qualche maniera rivelano tutto quello che c'è stato prima, mentre prima era difficile giocare, molto difficile giocare, perché se perdevi un punto per strada era un punto che non trovavi più. Adesso con i playoff si potevano tranquillamente perdere delle partite, giocarle male, far giocare parte della rosa, tante cose. Il rugby vero è quello in cui tu giochi per vincere.
vincere ogni partita. È questo che io per esempio ho smesso di interessarmi nel discorso delle statistiche, dei punti fatti segnati. I punti fatti segnati in mente valgono quando la partita vale per la vittoria, perché se non vinci vieni penalizzato. Tante partite sono, diciamo, vanno a riempire una stagione, ma mancano poi del vero pathos che c'è dietro queste partite. Una partita secca è come una finale, devi vincerla, se no perdi per strada. Fulvio, e i tuoi derby con Treviso e con Padova e con Rovigo, scusa. Ma io derby ne ho fatti tanti. Quelli di Treviso, io devo essere sincero, noi di Padova, dei nostri anni ovviamente, perché poi Treviso, anche con l'avvento del semi-professionismo, ha fatto un salto di qualità dal punto di vista dell'organizzazione delle squadre, però negli anni nostri Treviso ha fatto 2 anni, due stagioni buone. Quindi io avevo già capito quando guardiamo questa partita, probabilmente ero a generazione all'epoca. Noi rispetto a Treviso abbiamo un po' un atteggiamento di superiorità, mentre con Rovigo era una battaglia ogni volta. Io ho un ricordo bello e un ricordo brutto dei nervi, premesso che ne ho tantissimi. Il ricordo, partiamo dal brutto, il ricordo brutto è lo scudetto giocato a semifinali e semifinali, poi che vinse Rovigo a Roma, dove noi uscimmo in semifinale vincendo a Rovigo una partita 20-9 con Campese che venne aperto e quindi giocò tutto fasciato, e perdemmo a Padova per un calcio assegnato da Campanile a Volta all'ultimo minuto, un miracolo fatto da Volta perché era un calcio oggettivamente difficile. Partita ovviamente tiratissima, dove gli episodi hanno fatto la differenza, perché poi alla fine non ci venne dato una venta di pannoloni che secondo me era valida per avanti con le gol, le solite cose. E poi tornammo a Rovigo per la bella, perché all'epoca non c'era il punteggio composto del 4+1, ma c'era andata e ritorno, e se per caso si perdeva si faceva la bella, si tornava a Rovigo, e a Rovigo venivamo letteralmente massacrati. Quindi questo è un ricordo molto molto vivo, anche perché giustamente è stato detto prima, all'epoca queste erano settimane vissute dalla città, cioè 6-7 mila spettatori, 5.000 spettatori, stadi pieni, diciamo, ecco, giornali che ne parlavano, televisioni che ne parlavano, era veramente la città di Padova e di Rovigo che vivevano la settimana in funzione della partita, per cui erano settimane veramente particolari. L'episodio divertente è sempre quello che poi credo anche già raccontato Vittorio Munari, campionato sempre a stagione solo regolare, a Padova perdiamo male, veniamo a Rovigo, cambiavamo gli spogliatoi con i vecchi davanti dietro i pali, diciamo, e noi non uscivamo per scaldarci, ma eravamo dentro. E un tifoso di Rovigo, i tifosi di Rovigo espongono lo famoso striscione benvenuti conigli nella parte opposta allo spogliatoio, e Vittorio Munari esce, lo vede, noi tra le altre cose ci portavamo dietro Memo Geremia che si veniva con noi, però rimaneva in spogliatoio. Geremia saliva in pullman, stava in spogliatoio tutta la partita, rimontava in pullman e tornava a casa, c'erano dei riti scaramantici. Vittorio Munari entra e dice: guardate ragazzi, oggi vi hanno riservato una bella accoglienza, fuori c'è uno striscione dove c'è scritto benvenuti conigli. Artuso prende Munari, lo alza e lo sposta di un metro, usciamo dal campo e diciamo 24-6, una partita dominata. Questo è per dire come anche venivano vissute queste cose.
affermazioni che la dicono lunga su questa realtà. Di episodi questi mi sembrano i più significativi. Io mi ricordo benissimo che noi siamo andati allo stadio per vedere i neri. È logico. Almeno io ero davanti in tribuna, davanti alla sede della Monti, tanto per capirci, mi ricordo benissimo la giornata eccetera, e mi sono reso conto che l'incontro sarebbe stato importante quando a un certo punto sono stati fatti entrare gli spettatori che sono stati messi sul prato, perché non siamo entrati la gente dalla tribuna e quelli sul prato assieme. Prima hanno riempito le tribune, poi hanno fatto sciamare tutta questa gente lungo il prato e li hanno messi attorno. Lì ci siamo resi conto in tribuna che la partita era davvero importante. Poi siamo usciti che eravamo innamorati dei bianchi. Questo è andata a finire così, insomma. Però siamo andati allo stadio per vedere i neri, perché era molto importante che per gli spettatori, insomma. Ma ripeto, noi non ci siamo resi conto di quanta gente c'era allo stadio finché non siamo usciti dagli spogliatoi per lì e iniziare la partita, perché all'epoca non ci si scaldava come ci si scalda adesso. All'epoca ci si scaldava in spogliatoio, si stava là, si faceva questa preparazione, poi se ci pensiamo veramente, vabbè. Però noi quando siamo usciti siamo trasecolati dicendo cosa succede qua? C'è un'illusione. Mi raccontava Vittorio Pogo, che era vicepresidente della federazione dell'epoca, ed è stato quello che ha sostanzialmente detto apriamo, perché sennò qua restavano fuori migliaia di persone, che è stata una decisione presa sul momento, rendendosi conto, cosa che non si attendeva nessuno, perché era mercoledì, quindi era alle 3 del pomeriggio di un mercoledì, giorno lavorativo, nessuno avrebbe pensato che ci sarebbe stata tutta questa presenza. Indimenticabile, una giornata indimenticabile, ecco, questo sì. Chiedere al professor Guerrini se ci diceva qualcosa sulla Corte delle Pignate, che magari non riguarda strettamente l'argomento del giorno, però mi ha abbastanza colpito questo luogo di Rovigo che mi pare mitico e importante dal punto di vista dell'umanità del rugby, perché alla fine tutta questa ora e mezza è immersa una grande umanità di questo sport, una grande intersecarsi di energie tra gli uomini, no? E la Corte delle Pignate mi pare da capito che era un luogo di grande aggregazione umana, familiare e rugbistica. Non so perché. Tra l'altro non siamo neanche lontani da dove era il Corte delle Pignate, perché il Corte delle Pignate è in una zona qui vicino, cioè è ovviamente una zona che non c'è più di Rovigo, però ha la sua importanza perché era un crocevia proprio di vita del quartiere, della zona qui di San Bortolo, dove sono nati e cresciuti tantissimi ragazzi che poi sono diventati protagonisti del rugby rovigino. Nella mostra parlo di enclave proprio perché, come dire, è una zona in cui c'era anche una sorta di autoprotezione. Le corti di fatto avevano un solo lato aperto e diventavano un luogo dell'ospitalità. Tra l'altro le vicende delle famiglie, se ve le andate a leggere qui e anche in parte sul libro, raccontano anche di un modo di vivere. Parliamo quindi del periodo del regime fascista e anche dell'immediato dopoguerra, dove vuoi per necessità, vuoi per la povertà, i figli, i bambini erano di tutti, le famiglie erano, se potrei usare un termine di oggi, le famiglie allargate, anche se non lo erano, perché bisognava essere solidali e il quartiere di San Bortolo aveva questa caratteristica. Ci sono i racconti nel DVD che vedete là fuori in omaggio insieme al libro, i racconti di Isidoro Quaglio e delle seconde generazioni che sono venute dopo, che raccontano come i ragazzini cercavano di rubacchiare le cassette di frutta. Pensate, si rubava la frutta, allora oggi la frutta non esiste, che qualcuno rubi la frutta, perché passavano i camion che venivano da Ferrara e che andavano verso Padova e facevano appunto Viale Roboni, quello che adesso è oggi Viale Roboni, allora si chiamava Via Molesì. Si può vedere questo nella mappa che abbiamo ricostruito nel tavolo in ingresso, e proprio perché in questo modo i ragazzini
tiravano la giornata, portavano avanti la giornata con i loro lavoretti o con questi piccoli furti, e tutte queste cose venivano qui. E quindi credo che nella storia, anche nella genesi di questo sport a Rovigo, le famiglie abbiano avuto un ruolo centrale, perché se vi fate un po' la rassegna vedete c'è come dire, una sorta di relazione trasversale fra molte famiglie che in certi casi è veramente incredibile. Nella ricostruzione di alcune famiglie io sono quasi diventato matto, perché non riuscivo, ho dovuto veramente intervistare più e più volte alcuni esponenti delle famiglie, perché era difficile capire chi era figlio di chi e nipote di chi, ma questo era, secondo me, una ricchezza straordinaria di questa città, perché ha creato quell'identità rugbistica che fa di Rovigo ancora oggi a Rovigo ci piace chiamarci capitale del rugby, ma nasce da questo vissuto. Poi non so se sarà sempre così nel futuro, perché ormai con il rugby professionistico i ragazzi giocano a rugby, vanno e vengono, però voglio dire, Romano Vettarello ha giocato quasi 20 campionati, Luigi Guandalini altrettanti, abbiamo giocatori, dei nomi qui, Beppe Zurin, gente che portava la maglia per anni e anni, adesso non è più possibile così, quindi probabilmente quello che si legge qui è destinato a scomparire, perché i tempi cambiano, lo sport cambia, il rugby ormai è diventato uno sport completamente diverso anche da quello che avete visto con i nostri protagonisti, quindi figuriamoci questo tipo di attività sportiva. Prego. La Porta delle Pignate, che rivista è nato, è cresciuto, abbiamo un nome? Perché sono veramente curiosa, c'è un nome? Allora, in Corte delle Pignate confluivano le famiglie, insomma, c'erano delle attività anche artigianali lì, ma nel quartiere di San Bortolo ne abbiamo una quantità veramente considerevole, da tutti della famiglia Cecchetto, Elia, Aldo, che poi diventerà Milani, e Umberto Cecchetto, il primo, che è uno dei pionieri del 36. Poi abbiamo anche la famiglia Luppi, Giuseppe Luppi è stato un altro pioniere, Giovanni Siligardi. Nella mappa là in fondo abbiamo cercato di ricostruire anche dove abitavano, in modo che ci si fa un'idea proprio che il quartiere di San Bortolo era ricco di i famosi casermoni, come li chiamiamo noi qui a Rovigo, che sono appena giù dalla discesa, all'inizio di Viale Roboni, dopo la chiesa di San Bartolomeo Apostolo. Lì addirittura c'erano primo piano, a sinistra Golinelli, a destra Vecchi, di sopra stava Checco Battaglini, di sotto la zia, insomma erano tutti concentrati lì, e quindi tra l'altro tenete presente con generazioni diverse. Cioè, c'erano i primi, i pionieri che hanno vissuto lì, poi magari sono andati via o hanno smesso di giocare, se ne sono andati via, sono venute altre famiglie a prendere il loro posto, come quella di Guido Casellato, Scipioni, la famiglia Biscuola, Malosti con i Battaglini. Qui c'è la ricostruzione anche dell'interconnessione tra tre famiglie addirittura. Poi chi c'erano? Insomma, tanti, me li sono perfino dimenticati. E tra l'altro molti magari non erano neanche giocatori di rugby, ma erano comunque di quel gruppo. Otello Segantin, per esempio, è sempre con loro, in altre discipline. Non giocava a rugby, ma era sempre con loro, quindi veramente si parla di un'enclave di ragazzi che alla fine con il rugby, perché non facevano solo rugby, molti di loro è gente che faceva atletica leggera, a Campi ci faceva la staffetta, 4%, assieme a Natali, assieme a Mario Lanzoni, con il rugby sono diventati importanti. Questa è stata la differenza, che il rugby è stata quella chiave con cui questi ragazzi sono diventati qualcuno in una città come Rovigo, che viveva di calcio fondamentalmente. Posso aggiungere? L'ho detto anche prima parlando con i gentili nostri. Mi sembra che proprio l'espressione più corretta sia la parola che possa identificare, diciamo,
questo abbrivio, questo avvio così felice è la parola riscatto, cioè trovare quella forza dentro, nonostante le difficoltà economiche, le difficoltà anche fisiche in cui versavano questi ragazzini, ragazzi, per potersi proprio riscattare, emancipare, cioè quindi una forza interiore, un coraggio che ha reso, e una passione e tanto cuore che ha reso possibile insomma questa straordinaria avventura. Quindi secondo me la parola giusta è riscatto. Quando seguivo le rose mi trovo al campo, partita ed entra Tony Galeazzo. Entra, io sono al cancello principale e respira come se si sentisse a casa. Allora lo prendo in giro e dico: scusa Tony, senti l'eco? Perché il coro non era precisamente... Era famoso. Se mi avessero detto che Petrarca chiude, che non posso più giocare a rugby a Padova, l'unico posto dove sarei venuto ero viva. Era anche per lei, avvocato, la stessa cosa? Allora, siamo in sintonia allora. Io purtroppo, per fortuna, continuo a occuparmi di rugby. Io sono stato 8 anni vicepresidente della federazione, poi sono stato presidente del Petrarca, adesso faccio il vicepresidente e il legale a Cotimo, diciamo, no? quindi vado ancora avanti dalla baracca. Però io ho sempre sostenuto questo, ma sempre. È stata ricordata la Lega. Noi dobbiamo ricordare che come club, quando nel passato avevamo cercato veramente di rendere i club che attualmente fanno il campionato italiano l'elemento centrale del movimento artistico italiano, e da questo punto di vista con Sergio Ghiscardini, Beppe Toffoli, vi ricordo tutti, noi veramente ci siamo sforzati, perché la regola era: la domenica non si fanno prigionieri, ma da lunedì a sabato bisogna andare d'accordo con questi club, perché se non si fa così non si va da nessuna parte. E da questo punto di vista, Paolo lo dico, io ve lo assicuro perché lo vivo personalmente, Paolo lo dico dal punto di vista della gestione sportiva, sono estremamente allineate, non solo adesso che siamo in un momento di grossa difficoltà dal punto di vista della politica sportiva, ma io nei miei 30 anni, perché io ho smesso a 30 anni, a un certo punto, finito il mondiale, io facevo l'avvocato, mio zio mi fa: senti, se 4 mesi non ti sei in ufficio, sarebbe anche il caso. Ho detto: guarda, io non posso finire con il mondiale dell'87, passo altre 2 stagioni e poi mi ritiro. Io a 29 anni ho smesso di giocare a rugby perché erano 6 anni che ero avvocato, ma ero praticamente più in campo che nel prima. Fatto questo passaggio, che è stato un passaggio difficile, perché poi smettere di giocare a rugby è sempre un momento che uno diventa grande, no, per certi versi, ecco. Io sono passato dalla parte della dirigenza, perché Memo Geremia mi ha dato a gestire tutti. Noi all'epoca eravamo nel momento culminante dell'operazione della Nizza, che è stata un'operazione giusto o sbagliata, difficile da dire, ma l'idea di farsi degli impianti propri alla periferia della città ha salvato il quartiere, diciamo, però ha caricato la società di costi di gestione spaventosi, perché stiamo parlando di 24 ettari di terra, tanto è vero che negli anni 80 il Petrarca dal punto di vista sportivo ha fatto un po' un passo indietro, no? Perché tutte le risorse che noi riuscivamo a drenare e tutto quanto andavano concentrate sugli impianti. Oggi però, a 20 anni di distanza, noi rimaniamo un punto di riferimento dal punto di vista della costruzione dei settori giovanili e cose di questo genere qua, cosa che non saremmo mai riusciti a fare se non avessimo fatto i campi, perché le famiglie alla fine ci mandano molto volentieri i loro ragazzi. Poi nel vizio del servita c'è dentro tante cose e poi c'è il fatto della tradizione. Però ripeto,
benissimo, e tutti noi l'abbiamo condiviso. Lo condividevano anche non padovani. Beppe Arturo, che è un padovano ormai di adozione, si è portato a Padova da 40 anni, viveva le cose in questo modo qua. Però Bettarello Petrarca niente, com'è Ci stato? abbiamo provato, ma non è venuto. Sentiamo. 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 Come è andata? Io lo so questa cosa. Allora, io sono d'accordissimo su quello che Rovigo è il posto migliore per giocare. Però è anche vero una cosa, io non sono andato via senza un motivo. Sono andato via perché ci sono state delle persone che non hanno mantenuto la parola con me, che per me era molto importante. Quindi io mi sono preso nel corso degli anni parole e anche, diciamo, forse di più, ma bisognerebbe sentire tutte e due le campane. Io lo dico questo perché a Rovigo il mio cuore è sempre stato, andavo a Treviso mi dicevano ti desiro Bidotto, e andavo a Casale ti desiro Bidotto, e quindi io dico sì, sono Bidotto, sono io a fare vedere come si gioca bene, per cui voglio dire, io Rovigo l'ho sempre portata nel cuore, però ci sono le persone, cioè non dimentichiamoci che quando ci sono delle scelte ci sono sempre delle persone dietro. Ed è per questo che, senza entrare nel merito, voglio dire, io avevo i miei motivi per andare via. Non sono nato ieri che non sapevo così, vado a cuore leggero, sono andato via piangendo da Rovigo. Però per me è la cosa giusta da fare, perché magari ero troppo idealista, perché non si era riusciti a trovare, e non era una questione di soldi, non era una questione di soldi, era una questione di posti di lavoro. Va bene, detto questo, dicevo che io a Treviso ho trovato un po' dell'anima di Rovigo. Non ho trovato tutto quello che c'era di Rovigo, perché ovviamente sono due posti diversi, però io a Treviso mi sono trovato molto bene. Prima di andare a Treviso però, ho scelto Treviso, ero stato contattato da Memo Geremia e sono andato, ricordo, a fare un incontro all'hotel Bristol Buia ad Abano Terme, dove c'era Memo Geremia e c'era anche un'altra persona che non mi ricordo, forse Mino Sturaro. E quindi ecco, poi non sono andato al Petrarca anche per un motivo. Mi hanno detto alla Rugby Rovigo non andare al Petrarca, per cui voglio dire, è vero anche che c'è questa, sì, siamo amici, ma quando si guardano certe cose, insomma, bisogna anche mettere un po' i puntini sulle i, no? Per cui avrei potuto andare al Petrarca, però poi le cose sono andate diversamente. Ho sempre portato Rovigo nel cuore, questo non l'ho mai detto, ma lo dico adesso che non ho più nulla a che fare con rugby e nemmeno voglio più avere nulla a che fare con rugby, proprio per una questione di persone che devono mantenere la parola. Quando si parla di questa storia, la cosa che mi dispiace di più, ed è stata fatta anche oggi, è che troppo spesso abbiamo un'immagine di un evento dove sono emersi soprattutto schiaffi, pugni, calci e compagnia piscola. Questa è la roba che mi disturba, dico la verità, perché credo che Rovigo Petrarca Rovigo sia una storia importante dal punto di vista tecnico per i giocatori che sono passati, italiani e stranieri, per le emozioni e i sentimenti che si provavano. Io ne ho giocati e soprattutto ne ho visti tanti derby, per le emozioni e i sentimenti che si provavano nel confronto, nel senso di dire, ma in questa occasione vinceremo noi perché tecnicamente siamo più bravi o vincerà l'avversario perché è più bravo di noi? E invece si finisce sempre col dire ma è recente, 10 giorni fa, purtroppo di quello che è successo al campo, e non è successo nulla, non è successo nulla, a parte quel tentativo del nostro giocatore di dare i pugni a Pannuzzi, che poi gli passava davanti gli occhi, voleva soltanto fargli paura e picchiava sul terreno. È stata una sequenza dovuta
sono intervenuti, come succede spesso, qualcuno per approfittarne magari a farsi sentire che ha i muscoli, qualche altro effettivamente per dividere, ma è normalissimo, altri che stavano abbracciati a guardare quello che succedeva, cioè non è successo nulla, però guardate quello che ha fatto la stampa l'altro ieri sul TG1 hanno parlato di questa roba qua, sul TG1 alle 1:30, dopo che per una settimana tutti i giornali hanno messo in prima pagina rissa, ma voglio dire, ma vi pare una cosa normale questa? Allora voglio dire, dobbiamo sfatare e finire col dire che Rugby Rovigo e Rugby Petrarca sono due società che quando si incontrano fanno a botte. Basta, smettiamola, sfatiamo questa leggenda qua. Rovigo Petrarca, Petrarca Rovigo è un derby importante, lo è sempre stato, e se c'è stata qualche volta qualche rissa di più rispetto ad altre partite che ha fatto il Rovigo contro altre squadre o il Petrarca contro altre squadre, è perché sono due squadre che nella storia del nostro campionato sono sempre state al vertice, sono squadre che hanno sempre giocato per qualcosa di importante, tant'è vero che mi scuserai Fulvio, che c'è stato un momento in cui sembrava che il Petrarca si fosse oscurato e che al posto del Petrarca fosse il Calvisano a dover essere la squadra rivale del famoso Rovigo. Dopo per fortuna le cose si sono normalizzate, meglio così. Ma insisto nel dire, smettiamola vuol dire che Rovigo Petrarca, Petrarca Rovigo sono state soltanto scontri di botte, pugni, schiaffi. Siamo arrivati addirittura, poi chiudo, scusatemi, che una pagina dedicata il giorno di quell'amichevole, forse il giorno prima, siamo arrivati addirittura a dire che un giocatore, erano famose scazzottate tra un certo giocatore e un altro giocatore di Rovigo Petrarca che non si sono mai incontrati. Cioè, abbiamo inventato addirittura stampa. Chiedo scusa. Nel libro di Guerrini mi pare all'inizio, insomma, adesso non so se ricordo male, comunque dire quando parla del rugby inteso dalla stampa fascista, no? I dubbi, viene comunque individuato nei primi articoli, non so se sbaglio, come uno sport di mischia, di fango, di botte, violento, cioè se ne ha quasi paura all'inizio, negli anni 30-35, non so se ho un ricordo sbagliato. Pareva che la stampa dell'epoca avesse un po' demonizzato questa cosa, quindi mi viene da fare una battuta semplicemente, forse corsi storici, alla fine, dopo 80 anni, no? Che il periodo lo evidenzia, no? nel libro questa stampa fascista che era questa cosa qua, indipendentemente dal fatto se diciamo che se ne aveva paura dello sport. Il rugby comincia in Italia, anzi ricomincia in Italia alla fine degli anni 20. Deve scontare un problema che è quello dei campi di gioco, quindi spesso il rugby arriva dopo che hanno giocato a calcio o comunque in contemporanea all'attività di calcio. I campi, specialmente nel nord Italia, non sono adeguati per poter giocare un rugby come magari gli esteti di allora pensavano, rifacendosi alle scuole di pensiero britannica piuttosto che francese. Cioè la buona volontà si scontrava anche con dei campi dove a volte la palla, se andava per terra, lì si fermava perché c'erano pozzanghere, perché c'era fango, e quindi inesorabilmente il gioco del rugby era condizionato dal fattore meteo e dai campi, per cui i contatti fisici erano molto maggiori e soprattutto era difficile poter vedere il rugby e capire qualcosa. Già all'inizio, negli anni 30, molti giocatori non sapevano manco loro il regolamento, o quasi quasi. Le persone non capivano questa novità di questo sport e quindi quando vedevano un placcaggio oppure la palla che rimbalzava e tornava indietro, ridevano perché non capivano, e quindi i commenti che si trovano sui giornali dell'epoca sembra quasi che sminuiscano il rugby perché deve pagare un po' questo scotto di essere uno sport che deve trovarsi gli spazi giusti dove poter giocare. Un conto è giocare sui prati di rugby
dell'Inghilterra, dove c'è un clima e una crescita dell'erba per cui i campi sono morbidi, e un conto era andare nella neve o nei campi gelati del Piemonte e della Lombardia, cioè giocare a rugby lì non era la stessa cosa che giocare il rugby che si giocava all'estero. E quindi in Italia all'inizio effettivamente, a parte gli squadroni di Roma e Milano, altrove il rugby è considerato uno sport dove la domenica era legalizzato andarsi a dare botte, fare attività fisica in modo legalizzato senza andare in prigione, insomma, ecco. All'inizio era così, poi per fortuna le cose sono cambiate. Il presidente in vernice arrivò con un mazzo di fiori dentro lo spogliatoio. Fiori? No, per dire che sì, insomma, sembrano cose da poco, ma in realtà se noi vogliamo guardare un po', fare un'analisi che va oltre, diciamo, gli stereotipi di quello che è stato raccontato sulla partita in sé. L'Italia giocava contro la Francia A in quel periodo, ma con le rose allargate del giorno d'oggi, che sono di 45-50 giocatori, tante partite vengono giocate dalle seconde squadre, presunte seconde squadre, diciamo, delle nazionali maggiori, e valgono a pieno titolo come test match ufficiale. E se ci scappasse il pareggio, un pareggio ufficiale, mentre da noi c'era questo escamotage tipico delle union, sì, diciamo, che comandano ancora il rugby, perché alla fine sono sempre quelle, che mascheravano una squadra potenzialmente, diciamo, di primo livello con la lettera, l'etichetta A primo, B e così via. Con l'Inghilterra abbiamo fatto 15-15 e se noi guardiamo la formazione dell'Inghilterra nell'86 erano gli stessi giocatori che un mese e mezzo prima avevano chiuso i 5 nazioni dell'epoca con l'Inghilterra. Però quando si va a vedere la partita, si sente l'Italia-Inghilterra, per dire, ai microfoni di Sky o della Rai, non si fa cenno a questa partita che invece è stata un autentico exploit, e ce l'hanno fregata perché hanno dato un calcio, perché c'è anche questo da dire. memoria sto ragazzo. No, ma voglio dire, noi non ci rendiamo conto che adesso ci lamentiamo perché gli arbitri certe volte ci sembra che agevolino la squadra, diciamo, delle nazioni più forti, no? Perché ci devono ancora insegnare qualcosina per arrivare a certe cose. Ma ci sono state delle partite, sono stati degli scandali, non potevano essere documentate per tanti motivi. Primo perché non eravamo polemici, poi perché non c'erano i mezzi tecnici per poter diciamo, andare a fondo delle cose, per cui si accettava la cosa così e finiva lì. Però ci sono state delle aberrazioni anche arbitrali che hanno portato certe volte a tenere il risultato. Italia-Francia sotto la neve, un passaggio favoloso, non mi ricordo di chi, di Serafino Ghizzoni mi pare, ad Azzali, che è stato giudicato in avanti, e sarebbe stato bello vederlo se c'era così in avanti, perché era meta però non c'era la possibilità di combattere, ecco. Abbiamo dovuto combattere anche contro queste cose, stanno combattendo ancora i nostri ragazzi contro queste cose. Non è facile invertire e farsi accettare, diciamo, sedersi al tavolo con le posate belle a posto, perché pensano che noi magari qualcosina invece prendiamo ancora con le mani sporche di grasso. Siamo in Australia. A proposito di contatto fisico, in Australia siamo in Australia. Ma che belli che siete. Quanti capelli? Che belli che siete. Bellissimo. ma è stata spontanea o vi hanno chiesto? No, non mi ricordo, sicuramente non è che siamo messi in posa, è che siamo presi così. Ma chi è che l'ha tirata, fatta questa foto? Forse Diana? No, sì, probabile. Forse Diana. Perché con noi in tournée venivano Luciano Ravagnani, sempre, e un fotografo. Un fotografo. Poi facevano i libri su questo. Ah sì? Sì, se vedi quella
successiva c'era scritto. Qual è quella successiva? Ho visto che c'era, eccolo lì, Il team, Questa è la povera. l'acquisita. Che bello. Che fortuna. Eravamo genuini, dai. Certo. Ma la roba. Fantastico. Vabbè, Bene, grazie a